Per chiudere questa nostra seconda parte, un canto che ci è stato richiesto, un canto che per noi, ho già detto forse un'altra volta, un canto che all'inizio era stata un po' una punizione che ci aveva inferto il maestro per farci fare dei vocalizzi particolari. Non l'avevamo presa bene, poi questo canto ci è piaciuto e siamo riusciti a presentarlo anche in chiesa. Adesso ci è stato richiesto, lo ripresentiamo volentieri, anche perché vogliamo fare una dedica particolare, innanzitutto al Tempio che ci ospita, indubbiamente. Un'Ave Maria è sempre una cosa bella da cantare, da recitare, è stata la nostra prima preghiera. Questo canto però lo vogliamo dedicare, un canto che è nato nel 64, forse all'inizio per un coro amatoriale, poi un po' non considerato finché un grande coro americano non lo propose in una sua incisione. Da allora è diventato patrimonio di tantissimi cori. Noi stasera, per chiudere questa seconda parte, lo vogliamo dedicare a tutte le persone sofferenti, ormai se ne vedono davvero in tutti colori, tanto alle persone che sono in solitudine, ma a chi soffre in particolare. E due dediche per tutti, una al nostro amico che soffre davvero da tanto, sofferenze davvero indicibili, Pino Meloni. E l'altra è una bambina, una nipote di Michele, Anita, che a soli 4 anni, pensate, gli hanno scoperto di avere la leucemia.